accendimi questo. Pa-
Benvenuti alla Notte dei Lettori. È da un po' che andiamo in giro di tappa in tappa, ma lo sapete ormai che il tema di quest'anno è il viaggio. Siamo in ogni caso in viaggio, più che partire non si può. È la citazione che abbiamo scelto di Franz Kafka per omaggiare il centenario della scomparsa di questo grande scrittore e per entrare nel tema del viaggio, delle partenze, dei ritorni, delle erranze. E andare nel viaggio significa anche andare nelle tracce di personaggi che hanno segnato la nostra storia. Io vi ricordo che tutto il programma potete trovarlo su www.lanottedeilettori.com e anche sul libretto. Entriamo subito in questo incontro che è speciale perché ha a che fare con l'amicizia e con una figura di cui si vanno a ripercorrere le tracce. Ma come prima cosa do la parola all'assessore Andrea Zini. Buonasera a tutti. Intanto porto naturalmente i saluti dell'amministrazione, tutta l'amministrazione comunale. Approfitto di salutare l'assessore alla cultura, mio collega che è lì, Federico Pirone, e ringrazio innanzitutto chi sta portando avanti dalla direzione di Martina e tutti i collaboratori questo evento, che è un evento che quest'anno è anche più grande, è cresciuto sia nei luoghi che negli incontri, e do un benvenuto in particolare anche al Centro Culturale Piccinini, che questa sera ha permesso l'organizzazione di questo momento in collaborazione con la Notte dei Lettori. Centro Culturale Piccinini che, sottolineo, ha nel suo nome, un centro culturale regionale, ha nel suo nome proprio Enzo Piccinini, di cui stasera sentirete parlare da un testimone. E direi che questo libro sicuramente ci avvicina a un'umanità, all'umanità di Enzo Piccinini, che anch'io ho potuto incontrare, seppure in qualche poca occasione, e che molti amici che sono sia qui a Udine e anche in regione hanno potuto incontrare anche più volte, e la loro vita sicuramente è stata segnata, perché li conosco e dai racconti che mi hanno fatto la loro vita è stata in qualche modo segnata dall'incontro con Enzo Piccinini. Un medico, un uomo vivo che ci ha lasciato 25 anni fa, sono pochi giorni che ci ricordiamo del 25 maggio, se non sbaglio, no? Del 26, scusate, del 99, e dicevo un uomo, un medico, un cristiano che appunto ha inciso nella vita di tanti. Ringrazio naturalmente Pierpaolo Bellini che è lì e che poi verrà presentato meglio che da me. Lo ringrazio per essere venuto fino qui, è uno degli autori del libro ed è uno degli amici di Enzo Piccinini, e ringrazio anche il direttore Paolo Mosanghini per il dialogo che porterà avanti. Mi limito a ricordare, cioè sono rimasto colpito da una cosa, che l'anno scorso il meeting di Rimini, che in qualche modo è presente, poi insomma capirete anche dopo perché qui, ha intitolato l'edizione del 2023 "L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile". E riflettendo su questo mi sono reso conto che l'amicizia spesso è considerata in maniera soggettiva, individuale, come con un dinamismo certe volte chiuso e sicuramente che nel tempo fa fatica a permanere. Pensiamo alle esperienze di amicizie che abbiamo e quindi che magari cambiano nel tempo. Ecco, credo che rispetto a questo la possibilità che abbiamo stasera è quella di incontrare un testimone che ci possa raccontare l'intensità umana di un'amicizia che riconosco essere un'amicizia aperta, un'amicizia per il mondo, aperta a tutto il mondo. Quindi, ripeto, ringrazio di nuovo e do la parola di nuovo a Martina che poi procede. Grazie a tutti e buon ascolto.
Grazie all'assessore Andrea Zini che già ci ha introdotto sull'importanza proprio di questa figura. Io intanto chiamerei, così li invitiamo ad accomodarsi, l'autore Pierpaolo Bellini, uno dei due autori insieme a Chiara Piccinini, che è docente di sociologia della comunicazione, e prego, voi accomodatevi che così intanto prendete posto, posizione, confidenza con il nostro palco della Notte dei Lettori. E benvenuto a Paolo Mosanghini. Io approfitto per ringraziare ovviamente il vice direttore del gruppo NEM Messaggero Veneto, per ringraziare il Messaggero Veneto che ci dà voce e ringraziare tutta la stampa, perché è importante anche raccontare poi il festival. Come si diceva, è stata anche un'anteprima importante, 30 comuni, è veramente un numero notevole, un unicum in regione. Grazie quindi di essere qui. E ora passo la parola a Lorenzo Rizzotti, che è invece proprio del Centro Culturale Enzo Piccinini. Grazie. Allora, bene, io per ultimo, ma diciamo così, faccio la sintesi prima di passare la parola agli ospiti. Io voglio proprio ringraziare la Martina Del Piccolo, che chiedo un applauso, perché volevo raccontare un po' com'è nata questo incontro. Allora, come Centro Culturale Enzo Piccinini, noi da circa 5-6 anni promuoviamo all'interno della città il Meet the Meeting. Cos'è il Meet the Meeting? È un evento che anticipa il meeting di Rimini, di cui vedete i manifesti fuori. Per noi del Centro Culturale è importante promuovere un luogo che di fatto ci origina. Quest'anno qui c'erano più cose insieme, troppe cose golose di fatto. Uno è il 25esimo d'anniversario di Enzo, di cui si ricorda e di cui è nato poi l'idea del libro di Pierpaolo, e il fatto che il Centro Culturale Piccinini ha appunto a cuore questa vicenda della presentazione del meeting. E quindi la Notte dei Lettori, quando mi è stata proposta, diciamo così, attraverso la Martina, tutto tornava. Eccoci qui, quindi io ringrazio nuovamente il direttore Paolo Mosanghini dell'accoglienza, così e Pierpaolo per quel che ci dirà e per lo scritto. Poi alla fine io vi inviterei c'è un banchetto con degli amici del meeting, che ci sono del materiale divulgativo che potete prenderlo e portarlo a casa. Un'altra cosa, gli amici del meeting tendono a promuoverlo, quindi questa è un'occasione per promuovere il meeting, per farlo conoscere e sostenerlo. C'è la possibilità di sostenerlo per chi poi magari può avere l'idea di sostenerlo, e in cambio c'è un omaggio di una bottiglia di vino dell'azienda agricola Zoff. Ultimissima cosa, perché poi eventualmente il buon Pierpaolo mi correggerà, ma il titolo del meeting quest'anno è "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora cosa cerchiamo?". Il tema dell'evento qui è quello del viaggio. Allora il viaggio coincide con una ricerca, e quindi anche questa cosa qui secondo me non poteva che, come dire, essere l'ennesima prova che siamo nel luogo giusto al punto giusto. Quindi io vi ringrazio e vi saluto. Buon ascolto. Buonasera, benvenuti, buonasera a Pierpaolo Bellini, benvenuto a Udine, da molto che non veniva perché mi ricordava che le ultime volte ancora non c'era la terza corsia, quindi insomma diciamo che di tempo ne è passato. È migliorata, no? La viabilità sotto questo punto di vista. Amico carissimo il libro che Bellini ha scritto con Chiara Piccinini, la figlia di Enzo Piccinini. Enzo Piccinini è sicuramente una figura diciamo unica, no? Interessante. Ho letto il libro e poi insieme parliamo un attimo anche appunto degli aspetti che mi hanno colpito, come le dicevo. E un medico che ha saputo a un certo punto virare proprio la vita che aveva impostato, perché era vicino alla sinistra, in una zona che era quella appunto dell'Emilia Romagna, in particolare di Bologna,
che ha vissuto anni sicuramente da protagonisti, no? Proprio in quel periodo, a un certo punto, dopo un incontro, ha cambiato la sua vita, però questa sua curiosità gli era nata nonostante la sua, anzi durante la sua militanza, chiedeva di avvicinarsi anche ai gruppi, ad altri gruppi, in particolare quelli cattolici, proprio per quella curiosità di conoscerli. Io vi voglio solo conoscere, no? Voglio scoprire chi siete, erano queste le sue frasi e le sue parole. E sicuramente una figura carismatica, tant'è che proprio con 3 parole viene pennellato così nella prefazione, e io vorrei partire proprio da qui, cioè da questa ingombrante esuberanza temperamentale. Cioè vuol dire che proprio era incontenibile da un punto di vista anche umano, sapeva contagiare gli amici e comunque anche le compagnie, le persone con le quali si rapportava, tanto da lasciare sempre comunque il segno laddove lui entrava, quando anche fosse stata soltanto una sala, una stanza con alcuni amici. E sapeva poi contagiare anche diciamo così, in senso buono. Infatti dopo parleremo di questo e rapportandolo anche al tema del destino. Bellini, partiamo da queste 3 parole, da questa ingombrante esuberanza temperamentale. Sì, grazie. Innanzitutto grazie a tutti, soprattutto agli organizzatori, per questo invito. È un libro che dice molto della mia storia, perché ho incontrato Enzo nell'84, è stata un'amicizia che è durata fino al giorno della sua scomparsa, quindi nel 99, 15 anni di ingombranza. Era un tipo, come ho descritto con quelle 3 parole, che entrava dentro la vita, tante testimonianze che sono dentro questo libro, anche di amici, soprattutto ho in mente un'amica francese che diceva, arrivava a casa nostra e ci diceva cosa dovevamo preparare da mangiare per i bambini, no? Oppure entrava e faceva gli incontri di scuola di comunità nel nostro appartamento. Ecco, entrava dentro la vita. Io con lui, e mi riallaccio anche al tema del viaggio, perché giustamente si diceva sono venuto qua tanti anni, ci voleva un po' di più per arrivare qua, bisognava passare da Venezia, qualcuno si ricorda, immagino, e poi fino a Trieste era l'inferno, fino al bivio. E con lui venivamo qua a portare quello che avevamo incontrato. Ecco, questa esuberanza temperamentale, invadente, era sopportabile, e io ho fatto abbastanza fatica a mettermi dentro questa categoria della sopportabilità, perché si vedeva in azione che c'era un principio che la correggeva, che la, uso un termine non del tutto appropriato, la smussava, la modellava e faceva emergere una profondità, addirittura una dolcezza dentro questo carattere che non era propriamente di indole dolce, ma veniva fuori perché era modellata da qualcos'altro. Ecco, ciò che mi ha costretto, avevo 20 anni, 19 anni, quello che mi ha costretto a non fermarmi a quell'impatto che alcuni di voi che sono qui hanno subito ancora più di me, è stata la curiosità di capire che cosa permetteva questo strano fenomeno di vedere emergere dentro un temperamento irruento delle caratteristiche che non potevano starci, e nello stesso tempo vedere come quel temperamento veniva piegato a un servizio, per cui era anche capace di accettare la correzione, che forse per quel temperamento era la cosa più incompatibile che si potesse immaginare. Invece vedere questo spettacolo giorno dopo giorno mi ha convinto ad andare a cercare l'origine strana di questo fenomeno che vedevamo davanti ai nostri occhi. Ecco, questo fenomeno della natura, perché poi lei lo chiama anche così nel libro, è
quanto era mosso dall'inquietudine divina dell'anima inappagata, che è alla ricerca anche di una continua condivisione con gli altri. Ecco, questa frase di Mounier, che io ho ripreso, che lui si citava, è forse quella che descrive di più la sua indole, questa inquietudine divina delle anime inappagate. Dopo un po' ho pensato, anche venendo anche educato da una certa storia, che è la storia di Comunione e Liberazione, la storia di Don Giussani, a quella cosa radicale e terribile di San Paolo, che dice: siccome non sei né caldo né freddo ma sei tiepido, ti vomiterò dalla mia bocca, che è una cosa terribile. Ecco, Enzo non era proprio così, era forse per un dono di natura, e questo è un aspetto oggettivo. Per un dono di natura eri insofferente verso tutto ciò che non è alla dimensione del cuore, tutto ciò che riduce la dimensione del cuore. E la dimensione del cuore è il desiderio di totalità, di non accontentarsi anche dentro le situazioni più costringenti, di non accettare che il cuore possa essere costretto. E questa era una sua caratteristica, ripeto, sia di indole, ma uno spettacolo dopo l'incontro con il cristianesimo. Ecco, diciamo che lei ha citato una parola magica, il cuore, e c'è proprio un capitolo che si intitola Mettere il cuore. Ecco, se mi permette leggerei qualche riga proprio per commentare insieme proprio la definizione anche di cuore, perché non è mica quell'insieme di sentimenti, no? Si scrive nel libro. L'esistenza è questo, è una potenzialità umana che il cuore descrive. E allora la domanda: ma che cos'è il cuore? Il cuore appunto non è quell'insieme di sentimenti, no, è il cuore biblico. È quello per cui l'uomo è l'aspetto ontologico dell'uomo, cioè quell'insieme di evidenze e di esigenze originali per cui e con cui noi facciamo tutto. Quell'insieme di evidenze e di esigenze si possono sintetizzare in 4: il bello, il vero, il giusto e il desiderio di amare, di essere amati. In queste 4 cose è ascrivibile tutto. Sono ascrivibili i tentativi che l'uomo fa da quando comincia ad aprire gli occhi fino a quando creperemo. Continueremo a chiedere perché queste 4 cose significano desiderio di felicità. È ciò per cui noi ci alziamo ogni mattina, ci innamoriamo, facciamo famiglia, andiamo a lavorare, studiamo, giochiamo, eccetera. Per essere felici viviamo tutta la vita per questo. Ecco, la frase che Piccinini ripeteva era proprio questa, no? E l'invito anche di mettere il cuore in quello che si faceva. Però non è mica sempre così facile mettere il cuore, cioè a volte bisogna mettere il tempo, bisogna condividere con gli altri, oppure entrare in qualche modo in condivisione o cercare degli accomodamenti. Mettere sempre il cuore diventa a questo punto uno stile di vita? Faccio una premessa a questa domanda. Una premessa: io adesso sono professore universitario e quindi devo avere una certa metodologia quando dico le cose, devo avere una bibliografia pronta. Vorrei dirvi una cosa che ho imparato studiando in università. Io sono sociologo, anche se ho una formazione molto, molto strana, e mi capitano degli intellettuali sotto mano perché è il mio lavoro, e ho incontrato un intellettuale, un filosofo, anche loro dicono cose interessanti, non solo i sociologi, e un filosofo che si chiama Merleau-Ponty, che forse avete sentito nominare, qualcuno ne sa molto più di me. E a un certo punto questo filosofo disse una cosa che uso per rispondere alla domanda del dottore Mosenghini. Dice: le teorie nascono dall'esperienza. Le teorie, il teorema di Pitagora, no? La legge della gravitazione universale, una mela che cade, no? Pitagora dice che l'ha trovata vedendo il pavimento, c'erano delle mattonelle e si chiedeva quant'è l'area costruita sui lati rispetto a quella costruita sulla diagonale, e nasce dall'esperienza. È venuta fuori la teoria
di Pitagora, il teorema, è venuta fuori la teoria della gravitazione vedendo una mela cadere. Le teorie nascono dall'esperienza. Poi dice, geniale, ma l'uomo a un certo punto si dimentica di questo e confonde l'esperienza con le teorie che ha generato. Per cui quelle teorie che valgono, teorema di Pitagora, non sono più collegate all'esperienza, anzi sostituiscono l'esperienza. E lui conclude dicendo bisogna riportare le teorie all'esperienza originaria. Perché vi ho fatto questa premessa rispetto alla domanda che faceva adesso il collega? Perché la grande rivoluzione, per me, portata da Don Giussani nella cultura e soprattutto all'interno della cultura cattolica, è stata di una semplicità disarmante, cioè di ricollegare le teorie, comprese le teorie comprese i comandamenti, comprese la tradizione, di riportarla all'origine che ha generato quelle teorie, quelle parole. Una volta intervistando Don Giussani, un giornalista gli chiese: ma perché tutti questi ragazzi la seguono? E lui rispose: semplicemente perché io credo in quel che dico. E il giornalista rimase un po' esterrefatto e disse: ma soltanto questo? E Don Giussani ridendo dice: sì, soltanto questo. Enzo, in una parte del libro, in un incontro come questo, si alza una persona alla fine e dice: ma lei non ha detto niente di nuovo, queste cose qui le sapevamo già. Forse l'unica cosa nuova è l'accento con cui lei l'ha detto. E lui dice: ecco, esattamente questo che fa la differenza. E l'accento è quello di chi è in grado di ricollegare quelle teorie, comprese le teorie del catechismo, all'esperienza che è all'origine. Scusate tutto questo pippone iniziale accademico, ma è per farvi capire che cosa mi ha colpito di più nel rimettermi dopo 40 anni, perché io ho incontrato Enzo nell'84, quindi sono esattamente 40 anni, risentire certe parole rispiegate. Per esempio, mettere il cuore, e vengo così alla domanda, io l'ho sentito dire un centinaio di volte in quei 15 anni e oggi mi suona come un'opportunità nuova che forse non avevo intuito fino in fondo allora, che mi interroga oggi: che cos'è il cuore? Forse è una delle parole che sentite usare di più in assoluto tutti i giorni. Se andiamo su Google e facciamo una ricerca sulle parole tra amore e cuore, no? o tutte le serie televisive, o tutte le violenze che vengono fatte, no? Che girano intorno a questa parola. E Enzo dice, giustamente, non sono quei sentimenti, più avanti li chiamerà sentimentuzzi, non è l'insieme di quei sentimenti, ma sono queste esigenze ed evidenze che ciascuno di noi ha dentro di sé. Poi può andarci contro per tutta la vita, perché giustamente è difficile andare dietro quello che suggerisce la nostra struttura. Oggi discutiamo di tutto e possiamo discutere di tutto, anche della nostra stessa natura. Noi siamo gli unici, e qui entra il professore che sei in me, siamo gli unici che possiamo andare contro la nostra natura. Nessuno lo può fare. Abbiamo un privilegio straordinario. Io insegno processi culturali. Noi con la cultura, e ci sono degli esempi nella storia, ieri c'era l'anniversario dello sbarco in Normandia, no? Ci sono degli esempi nella storia che ci fanno vedere come siamo capaci di andare contro la natura. Enzo dice: che cos'è il cuore? Il cuore sono queste esigenze originali. E attenzione, ho dovuto riflettere su questo di nuovo. Esigenza di vero, esigenza di bello, esigenza di giusto, esigenza di amare e di essere riamati. E aggiungo io una cosa, lui non lo disse qui perché per noi era quasi scontato, ma queste 4 esigenze vanno tenute insieme. Ed è qui la grande difficoltà. La grande difficoltà non è provare emozioni, provare sentimenti.
non potremo mai farne a meno, mai farne a meno. Il nostro compito, tra virgolette, morale, è di fare in modo che quello che io amo, desiderio di bello, sia anche vero, e che il vero sia anche giusto, perché io con una legge vera posso ammazzare le persone, e che questo sia tenuto insieme dal desiderio di amare e di essere riamati. Per me sentire una definizione così, come la sento normalmente dai pulpiti politici o religiosi, e sentirla invece collegata a questa esperienza originale, per me che ho quasi 60 anni, è una provocazione adesso. Certo che è un bel lavoro, è un bel lavoro. Continuo, Sì. sempre sul cuore, perché poi, sempre leggendo questo capitolo, c'è il ragionamento continuo, perché l'uso del cuore, secondo la sua natura, porta inevitabilmente, leggo parole del libro, alla grande soglia che si può oltrepassare soltanto riconoscendo l'ultima dipendenza, e cioè l'esperienza religiosa. Il cuore porta lì, e conviene accettare questa dinamica perché è l'unica capace di metterlo al suo posto nella dimensione adeguata. E qui mi piace l'affermazione che è stata che segue, perché dice: guardate, non dobbiamo aver paura di essere religiosi, è meglio essere religiosi che furbi. E questa è la consapevolezza che ci fa pregare, come la mia vecchia suora nel reparto che diceva: dottore, vada a pregare qualche mattina, vedrà che è meglio. E la risposta era: ma vada lei, suora. Ecco, e quindi poi il cuore deve essere comunque rapportato all'esperienza religiosa. Sì, e aggiungo, ma non aggiungo una cosa posticcia, Don Giussani ce l'ha sempre insegnata. Quando diciamo cuore, arriviamo a dire che è quasi un sinonimo di ragione. La ragione, se fai i conti col cuore, con quelle esigenze originali, la ragione arriva inevitabilmente a dover affermare un punto di non possesso. Io, ripeto, in università sono costantemente di fronte, oggi più che tanti anni fa, di fronte a tante opportunità di cancellare quel limite, di cancellarlo fino a cancellare il limite ultimo, che è il limite della morte, perché non siamo così lontani da prevedere che la memoria, come se l'uomo fosse semplicemente la sua memoria, possa continuare in eterno. Elon Musk l'ha detto chiaramente, stiamo andando in quella direzione. Stiamo andando nella direzione di togliere qualsiasi limite. Io ho letto dei libri straordinari in cui si dice chiaramente: ma la cancellazione del limite è una patologia. Noi stiamo andando in questa direzione. Enzo dice: attenzione, è meglio non cercare di essere furbi, cioè di cancellare qualcosa, di cancellare il fatto che io in questo momento, e lui ce lo ripeteva, non sto facendo niente di me, niente. Per quanto io sia bravo, possa immaginare mondi artificiali straordinari, io non mi sto facendo da solo. È meglio riconoscere questa dipendenza che non essere furbi. E qui però entriamo di nuovo in un campo morale, perché la religiosità di cui parla Enzo in queste pagine è l'ultima moralità di una persona che riconosce che non si fa da sola. E questa cosa qui direi che non è così scontata. Direi che è una bella battaglia da fare tutti i giorni, perché di qui derivano tantissime cose. Ci sono dei passaggi in cui Enzo dice: senza religiosità non c'è moralità. E attenzione, non si riferiva appena al cattolicesimo, perché altrimenti magari qui il 70% delle persone sarebbero libere da questo problema. No, non è un problema dei religiosi. La religiosità non è un problema dei religiosi. È riconoscere
razionalmente che la realtà non la faccio io. E a quel punto, riconoscendo questo, ultimamente non posso fare quello che voglio, non posso essere furbo. Ho cercato di rendere comprensibile per chiunque queste parole che sono dette magari in un linguaggio che non... Ecco, faccio un'ultima parentesi. Se volete capire meglio CL, leggete questo libro. Siccome di CL ne parlano tanti, i giornalisti, in maniera anche un po' non del tutto... Perché? Perché non si capisce questo collegamento con l'esperienza di tutti. E non capendo questo, a volte perché abbiamo dei linguaggi un po' esoterici, un po' difficili, non si arriva a capire anche la portata di questa esperienza. Ma l'esperienza, mi viene in mente l'esperienza della Vespa, quella che ha fatto con un suo amico, per fargli capire quali sono in realtà le cose importanti della vita, no? Lo vuole raccontare lei? No, se lo voleva leggere. Lo leggo, sì, va bene. È un carissimo amico di Modena. Sono tutte storie vere. Dice Luca Rossi. Sì. Mi era esplosa la passione per la Vespa, la mitica Primavera 125, e dopo un lungo martellamento convinsi i miei a comprarmela. Lei, cioè la Vespa, arrivò quando ero ancora con il braccio ingessato, non potendo guidarla. Ogni tanto scendevo in garage, l'accendevo, davo 2 o 3 sgasate e la guardavo come se fosse la donna più bella del mondo. Un giorno fui invitato ad andare al concerto di Andrea Mingardi, comprai una catena che pesava più della Vespa e arrivai nel luogo del concerto con grande anticipo per studiare quale fosse il posto migliore per parcheggiarla in sicurezza. Quella sera c'era anche Enzo Piccinini. Entrammo tutti insieme nella piccola arena del festival e terminato il concerto mi precipitai fuori per raggiungere il più presto possibile la mia cara Vespa. Colpo di scena, la Vespa non c'era più. Continuai a vagare da una parte all'altra, a un certo punto mi avvicinai agli amici ed Enzo mi guardò con uno sguardo di sfida e mi disse: «Ma che fine ha fatto la tua bella Vespa?» Enzo aveva commissionato, tra virgolette, ad alcuni amici il nascondimento della Vespa. Era il suo modo di volermi bene, perché mi chiedeva in quel modo a cosa tenessi veramente. Non contrapponeva i miei interessi con il mistero. Scusate, ma c'era un sottofondo. Non contrapponeva i miei interessi con il mistero che abitava in quella compagnia che mi aveva preso, ma proprio a partire dagli interessi più cari mi sfidava. Dopo tanti anni Enzo raccontò a degli amici quel fatto apparentemente banale, dicendo che quel ragazzo, cioè io, a cui aveva nascosto la Vespa, era in fondo infelice, ed era vero. Era in fondo infelice ed era vero. Non ho mai visto una persona più antiborghese di Enzo e dire che avrebbe potuto, a un certo punto della sua anche carriera professionale, avrebbe potuto permettersi questo, tra virgolette, legittimo godimento delle cose, dalla Vespa in su. No? E invece nel libro dico, mi colpiva come andasse a cercare delle strane scomodità. Prima diceva era un fenomeno veramente, nel senso che ci interrogava la sua tempra, perché stava con noi fino a orari piccoli e la mattina si alzava a orari altrettanto piccoli per andare a operare. Finito di operare si cominciava a girare in macchina con le autostrade di quegli anni e si andava da Udine a Taranto, a Genova, a Siena, a Firenze, Perugia. Ed era un uomo di tantissime energie, eppure andava quasi andare a cercarsi le scomodità, e questa era un'altra cosa che ci chiedevamo, perché sembrava quasi sadomasochismo. No? E io mi ricordo 2 esempi che mi hanno fatto capire dov'era il rischio della comodità, non in sé la comodità, ma dov'era il rischio della comodità. Una cosa che Don Giussani ci disse citando un pezzo della Messa Ambrosiana, dice: ti ringraziamo, vado con le mie parole, ti ringraziamo Signore per questi doni che ci dai, che sono cose bellissime, dal poter bere al poter mangiare, al poter divertirsi, svagarsi, amare. E poi dice:
fai in modo che non ci incatenino, ma che ci portino a te, che ci portino a te. C'è una frase bellissima che vi voglio citare anch'io, in cui, parlando dell'esperienza amorosa, che è una cosa anche qui, l'amore è un'altra cosa che va molto, no? A un certo punto dice: io non ho mai trovato una frase così sintetica e fantastica. Anelito a poter abbracciare quella fonte di amore intuita dietro il fascino della creatura umana. Anelito a poter abbracciare quella fonte di amore intuita dietro il fascino della creatura umana. È una cosa dell'altro mondo. Bisognerebbe consegnarla nelle mani a tutti gli amorini di 14-15 anni e dirgli: sentite, non fatelo, sentite questa frase, fate qualcosa, non fate stupidate, è troppo importante. Anelito a poter abbracciare la bellezza che c'è dietro la bellezza di qualunque cosa, quella bellezza lì, che non è abbracciare. Ecco, perché era così antitetico il borghesismo? Perché erano così antitetiche le cose belle, che pure apprezzavamo tantissimo? Quando diventano antitetiche? Quando non ti spingono ad andare oltre, ad andare all'origine. Ci facevo 2 esempi che vi riporto qui, che non ho trovato nelle trascrizioni, ma mi sono rimasti impressi nella mente. Il primo esempio era quello della, non so da dove li tirasse fuori, no? Dell'omino di gomma con i piedi piantati per terra, questo omino che si slancia per arrivare al cielo e poi ritorna sempre giù, perché ha i piedi inchiodati. E un altro esempio, mi ricordo, andavamo a Torino, ma sarà stato l'85-86, cose che rimangono nella testa. Dissi: io ho visto in un cortile come questo, ho visto a un certo punto da fuori una gazza che spiccava il volo sotto un albero, spiccava il volo, si alzava 5-6 metri e poi ricadeva, piombava a terra. Solo che l'ha rifatto 2 o 3 volte. E allora lui dice, incuriosito, sono andato a vedere come mai questa cosa. E si è accorto che aveva una zampa legata con una lenza da pesca, legata all'albero. E lui dice: ecco, vedete, è così. La vita di chi non dà spazio a quella spinta che chiamiamo cuore, che trascende tutte le bellezze di questo mondo, perché ha bisogno di qualcosa di più grande di tutto. I più grandi poeti hanno detto, Shakespeare ha detto datemi la donna più bella del mondo. Che cos'è se non l'immagine di una bellezza che la supera? Il cuore desidera questo. Se sei legato con la zampa per terra, non permetti al tuo cuore di poter respirare. Mi fa un po' impressione vedere i giovani in questa condizione. I vecchi li capisco di più, ma i giovani li capisco proprio di meno. E forse è una responsabilità dei vecchi non far vedere che il cuore è per un'altra cosa. Mi metto tra i vecchi, Ma invece il disegno buono, il destino buono, qual è? Intanto c'è un episodio molto significativo, anche questo mi è rimasto impresso. Facevamo sempre delle giornate di inizio anno con le matricole, perché è una situazione particolare. Ecco, è una situazione in cui il borghesismo dimostra la sua incapacità. Quando uno si trova in una situazione nuova, è totalmente senza protezioni. L'inizio dell'università è così, come l'inizio, il primo giorno di scuola, io mi ricordo in prima elementare, io mi sono trovato in questo modo, no? E ho capito che il mondo era molto più grande della mia famiglia ed non era così tranquillizzante, ti potevano dare anche delle punizioni, poteva esserci qualcosa di negativo. Ecco, in quella giornata di inizio anno Enzo fece un esempio su Disney World, che non amava moltissimo Disney, ma era andato a Disney World ed era andato dentro queste giostre clamorose in cui con quegli effetti luci, sto parlando di 40 anni fa, adesso siamo ben oltre, e lui vedeva ti facevano entrare dentro queste navicelle che ti rivoltavano
vedevi tutte le facce di quelli che erano dentro, impauriti, terrorizzati. Come si fa ad andare dentro una cosa del genere? Si va dentro una cosa del genere se uno è sicuro che finirà bene. Ma voi che siete in una situazione nuova, in cui siete un numero di matricola e nessuno ha un'attenzione per voi, pensate al mondo del lavoro, è così, dall'inizio alla fine. Come fate ad affrontarlo se non c'è questa possibilità, questa certezza che andrà bene? Io quando durante il Covid vedevo queste striscioni andrà tutto bene, no? E dicevo, mamma mia, è bellissima questa cosa, ma è credibile questa cosa? Chi me lo può dire in maniera credibile? E ci siamo accorti tutti che non era credibile. Ci dicevamo che era credibile, perché ne avevamo bisogno, perché abbiamo bisogno che le cose vadano a finire bene. Chiudo, per Enzo è stata una rivoluzione questa certezza, e lo sarebbe per chiunque, ripeto, a prescindere dall'esperienza più o meno religiosa che ciascuno di voi può avere, nel senso classico del termine. Chiunque ha questo desiderio alla fine di essere certo che andrà a finire bene, e potesse succedere una cosa del genere, non lo dico per convincervi, lo dico per provocare la vostra immaginazione e la vostra ragione. Potesse accadere una cosa del genere, sarebbe la cosa più rivoluzionaria della storia. Enzo ha incontrato questo, la certezza che sarebbe andato a finire bene. Ci sono degli episodi troppo belli, ne accenno uno, che mi tocca anche personalmente, perché Enzo era amante di un salmo, di un cantico di Isaia, che descrive Dio, anzi descrive il popolo che si arrabbia con Dio, Israele che si permette di dire: ma dove sei, come ci hai ridotto? Il Signore mi ha dimenticato, il Signore mi ha abbandonato. E a un certo punto il Signore, che è il Signore, dice: un attimo, perché il Signore sono io. E gli dice: ma è possibile che una madre si dimentichi del figlio del suo seno, così da non commuoversi per suo figlio? Se anche ci fosse una madre che si dimenticasse, io non ti dimenticherò. E poi questo esempio: ti ho scritto sul palmo della mia mano. E lì c'era questa idea di Enzo straordinaria, e io ho scritto, sono musicista, ho scritto un brano per coro che ho risentito 2 settimane fa in piazza San Domenico a Bologna, molto commovente come cosa. Enzo ci diceva: ma voi vi rendete conto che chi fa tutto, ha un'attenzione così commovente, materna, paterna? Giovanni Paolo II, Benedetto XVI ha detto: Dio è madre, no? È madre e padre. Vi rendete conto che chi fa tutta questa cosa qui ha scritto il tuo nome sul palmo della mano? E diceva: io quando andavo a scuola e la professoressa non faceva passare i bigliettini di nessun tipo, allora non c'erano i telefoni, c'erano solo i bigliettini in cui scrivere le risposte dei compiti in classe, e c'era una professoressa che controllava ogni centimetro quadrato del corpo degli studenti. E lui fa: quindi noi, sapendo questo, che cosa facevamo? Scrivevamo nel palmo della mano le cose fondamentali, le soluzioni, quello attraverso cui risolvi tutto. E quindi quando lei non c'era, aprivamo il palmo della mano e vedevamo l'essenziale. Dio ragiona così su ciascuno di noi. Ecco, poter essere certi di questo, e vi ripeto, non sono un prete, quindi non sto facendo un'omelia, ma vi sto proponendo una possibilità razionale. Poter essere certi di questo è la rivoluzione. Enzo questa rivoluzione l'ha potuta percorrere, e non solo lui. Allora, lei prima ha detto che ha fatto l'esempio del periodo del Covid, bisogna, no, credere che le cose vadano a finire bene, oppure bisogna anche non sentirsi soli
cioè perché c'era anche questo aspetto in quel periodo, oltre sicuramente al timore, alla paura per la pandemia. E glielo dico perché c'è una frase, no, che diciamo, occorre proprio non essere soli, e ancora il rettore dell'Università di Monaco che incontrando le vostre comunità di universitari dice: girando il mondo mi sono avveduto che fra tutti i movimenti siete gli unici per i quali l'amicizia è una virtù. E non solo, perché poi più avanti, qualche pagina dopo, cioè, appunto si ribatte, no, questo concetto, perché la cosa più importante nella vita è non essere da soli, non avere amici sbagliati. E bisogna non dimenticare questo, perché nella vita si possono commettere errori nella scelta della scuola, del lavoro, della fidanzata, si possono commettere errori in tutto, ma non si può sbagliare nella scelta dei veri amici. Questa dimensione del non essere soli non era un principio astratto, coincideva con qualcosa di tanto concreto quanto centrale per la vocazione, cioè per la salvezza, con una parola semplice e concreta: una compagnia. Ci vuole la compagnia, Dio santo come è vero, perché da soli non ci si fa. Ce ne vogliono almeno due, quanti? Chiedo scusa, stiamo finendo il tempo? Perché dopo voglio farle io una domanda. No, c'è ancora, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. No, non Senza faccio esagerare. finta, perché dopo devo fare anch'io la parte dell'inquisitore. E poi vorrei leggervi una pagina finale. Quindi lei mi dica quando siamo alla fine, perché dopo devo inquisirla io. Una domanda a me? Sì, Sono certo. già preoccupato. Allora, su questa domanda c'è un'intuizione che mi ha molto colpito, non l'avevo sentita. Questo libro, io ripeto, l'ho scritto io. Grazie a Dio ho avuto la possibilità di guardare i documenti della Fondazione Piccinini, che erano le trascrizioni di tanti incontri. Quindi io c'ero in queste cose, no? Ma non mi ricordo tutto, e soprattutto non avevo la consapevolezza che ho adesso, anche del grande male che siamo stati capaci di fare da quel momento in poi, no? E c'è una frase di sfuggita in cui Enzo dice: perché ultimamente siamo arrivati ad affermare Dio in noi e non Dio tra noi. E io sono rimasto molto colpito anche della profezia di questa cosa. Dio in noi vuol dire un Dio che coincide con la mia coscienza. Ci mancherebbe, la coscienza è una cosa importantissima, saremo giudicati sulla coscienza, ma la coscienza viene attivata nell'impatto con un altro, con uno fuori di me. C'è quella frase terribile, terribile di Gesù che dice: finché non mi avevate conosciuto non avevate colpa. Cioè il destino è un rapporto drammatico con una cosa fuori di me. La via alla salvezza non è dentro di me. Dante dice: perché se fosse questo, il mestiere non era partorire Maria. Se l'avevate già dentro di voi, che bisogno c'era di partorire un figlio e di vederlo ammazzato in croce? È una relazione. Nel mio lavoro io studio le relazioni, tra l'altro la mia scuola si chiama Teoria Relazionale della Società, e ci stiamo accorgendo che quello che è più in crisi, in pericolo, molto di più del green, scusate, non voglio far polemiche, molto di più del gender, molto di più dell'economia, ne vediamo degli effetti da tutti i punti di vista, per esempio sulla questione della procreazione. Quello che è in crisi oggi è la capacità di mantenere le relazioni, di tenere le relazioni. Le usiamo, le mangiamo e le buttiamo, ma così buttiamo via noi stessi. C'è un autore che si chiama Martin Buber, un altro sociologo ebreo, non a caso, perché lo vedete anche nel libro, siamo spiritualmente, come diceva Giussani, siamo figli della cultura ebraica. E questo Martin Buber dice: all'inizio è la relazione, all'inizio è la relazione. Guardate, la cosa più
evidente della crisi sociale e della crisi religiosa è proprio questa incapacità di sostenere le relazioni, che sono oltremodo scomode, soprattutto quelle più stringenti come il matrimonio, ma senza di quelle svanisce la persona, sicuramente svanisce il cristianesimo. Per cui quel nome comunione e liberazione, che originalmente era comunione e liberazione, nel primo volantino che venne fatto dopo la grande diaspora del 68, voleva proprio dire, guardate che senza la comunione non c'è liberazione. È per questo forse che Gesù ha voluto che per essere salvi bisognasse mangiare insieme. L'ho un po' banalizzato. Ma senza questa amicizia non sarebbe stato possibile immaginare quella certezza che andrà a finire bene. Sarebbe stato impossibile. Penso che questo sia il disastro di questa cultura, non appena cristiana, ma questo è proprio anticristiano. La solitudine e il cristianesimo sono incompatibili. Eliot a un certo punto dice: perfino il monaco che vive in solitudine prega per la Chiesa, perché è dentro la Chiesa. Una mia collega americana che si chiama Sherry Tycol, MIT, ha scritto un libro che già il titolo varrebbe il premio Nobel, Along Together. Come stiamo vivendo? Stiamo vivendo insieme da soli. E tutta la comunicazione facilissima, io insegno comunicazione, è un trampolino di lancio per una solitudine devastante. Bisogna trovare il modo di ricostruire questo tessuto, perché chi soffre non è appena il matrimonio, la generazione di figli, chi soffre è il profilo della persona, maschio o femmina che sia, non fa differenza. Stiamo arrivando alla fine? Ma se proprio mi deve fare una domanda devo dire che il tempo è finito, però... No, ancora qualcosa, abbiamo qualche minuto, altrimenti le faccio la domanda io. Ma andiamo che sono più sereno dopo, Però me la faccia, togliamoci. No, la mia domanda è, lei ha letto il libro, ha avuto poco tempo per leggerlo e quindi la ringrazio anche molto di questo impatto. Io ho avuto molti ritorni da questo libro di una fruibilità, di una comprensibilità che va molto oltre la cerchia di CL o del cattolicesimo. Volevo, domanda semplice, non le faccio una domanda difficile, qual è l'impatto che ha avuto nell'incontrare una testimonianza e un'esperienza di questo tipo? Che idea si è fatta? Allora, come diceva lei, io ho cercato di leggerlo in poco tempo e secondo me non è la strada migliore, perché è un libro, io le ho citato alcuni dei temi che mi hanno colpito, ce ne sono anche altri, perché su alcuni temi, su alcuni approfondimenti dei valori, sull'approccio così alla vita, alle relazioni, come lei diceva prima, c'è sicuramente bisogno di soffermarsi a leggere e a rileggere queste parole e a dare uno sguardo laico, cioè non nel senso religioso, no? E diciamo che questo è stato il mio sforzo, perché non è stato neanche tanto uno sforzo, perché poi alcune cose sarebbero veramente da come dire, introiettare e portare così nella vita di tutti i giorni. Infatti per questo prima le ho chiesto come si fa. Non è proprio così, no? Quando siamo in mezzo al turbine della quotidianità e dove appunto non si riesce nemmeno volendo a rimanere su una pagina di un libro anziché 2 minuti, almeno un quarto d'ora per riflettere su quello che viene scritto.
Un altro feedback è su questa figura che io ne ho solo sentito parlare così superficialmente e della quale volevo anche chiedere ancora alcune cose, per esempio a che punto è lo stato di canonizzazione che è stato avviato. Mi ha colpito poi che l'esempio, no, di questo medico all'interno della vostra comunità e non solo sia stato così dirompente e moderno e che abbia sicuramente portato un messaggio anche al di fuori della comunità di CL della quale lei prima ha fatto riferimento. Ecco, è un libro che sicuramente consiglio per averne lette alcune parti, le confesso non tutte perché non ce l'ho fatta in 2 notti, ma ci sono degli elementi di riflessione molto molto potenti e devo dire anche che la ringrazio per essere riuscito poi in queste pagine a inserire alcuni esempi che le ho fatto prima, per esempio quello della Vespa, ma ce ne sono anche altri, no? Che definiscono proprio l'attenzione di Piccinini nei confronti degli altri, ma anche nelle piccole cose. Per esempio verso la fine, se non sbaglio, parlate della sua attenzione quasi maniacale che aveva nella sede di CL per il banano, per il putto che appunto dal quale esce l'acqua nella fontana. Quindi insomma una persona che riusciva ad avere questa personalità molto forte, come abbiamo detto all'inizio, no? Questo temperamento indomito ma al tempo stesso era capace di guardare ai dettagli. E sicuramente questi dettagli non erano soltanto per il banano, ma erano fondamentali poi nel corso della giornata e della vita per le relazioni quotidiane e per il modo di porsi, e questo insomma dalla suora, che ha citato pure nel libro, sicuramente ad altre personalità che poi vengono citate e delle quali lei fa menzione. E devo dire che insomma, i ricordi, poi le parole, i racconti di chi lo ha conosciuto sono senz'altro così degli spaccati sui quali mi sono soffermato a pensare, perché poi quando di noi, no, qualcuno parla e in questo caso dopo 25 anni, dopo una morte così terribile in quell'incidente d'auto nel quale morì tra le fiamme, è sicuramente una testimonianza prima di tutto di vita, secondo me, cioè che ho cercato di leggerlo anche, dicevo prima, con un approccio laico per avere così un raggio anche più ampio di quello che comunica Piccinini. E poi assolutamente un punto saldo e un arricchimento con tanti semi per la fede che insomma poi ognuno vive a suo modo. Io non faccio parte della vostra comunità, ma la vivo e devo dire che ogni tanto, no, ci sono alcuni cedimenti che sono probabilmente umani, e leggere queste pagine rafforzano un percorso che talvolta è così un po' distratto, proprio perché l'attenzione non torna al cuore, ma è come dire tutti i giorni presa in questa lavatrice della quotidianità o centrifuga, dove non ci soffermiamo a riflettere e a ragionare. E rispetto a quello che chiedeva la causa, allora intanto è partita allo stesso momento anche la causa di Don Giussani, quindi stanno facendo a gara chi arriva per primo, stiamo aspettando il miracolo da una parte o dall'altra. Adesso abbiamo chiuso la fase del testimoniale per Enzo. Giussani è partita adesso la fase delle testimonianze. E c'è un bellissimo passaggio in cui viene chiesto a Enzo se pensava che Don Giussani fosse un santo. Erano ancora vivi chiaramente tutti e due, e lui dice: io non so se sia un santo, quello lo vedrà la Chiesa.
quello che so è che ha cambiato la vita a me, mi ha cambiato la vita. E l'altra cosa molto interessante su questo aspetto della santità è l'etimologia. Quando vi dicevo all'inizio, riportare le parole, le teorie all'esperienza. Sanctus vuol dire sancito, staccato, scelto. E Don Giussani ci ha insegnato che la rivoluzione nella vita succede esattamente quando qualcuno ti sceglie e ti fa percepire che vai bene come sei. Questa è la fine della solitudine, vai bene come sei e che sei utile perché hai un grande compito nel mondo. Questo è quello che sintetizza la persona di Enzo. Stavo cercando un passaggio per chiudere e non lo trovo più. Se vuoi fare un'altra... Qual è il passaggio? È il passaggio di un amico che l'ha accompagnato, solo che non mi sono segnato la pagina. Era una bella testimonianza che faceva anche ridere. Inizio dicembre 1900, che l'ha accompagnato qua nel Veneto, qua sotto nel Veneto, perché siamo più su. Vabbè, se lo trovo lo dico. Aveva altre cose o possiamo... Dica lei. No, direi che se non c'è qualche domanda anche dal pubblico possiamo... Ma c'è anche il pubblico, è vero? Possiamo chiudere. Avete qualche domanda, qualche curiosità da chiedere al professor Bellini? Ma noi aspettiamo, perché se... Ma lo sa che lo sto cercando da un po', ma non lo trovo, e mi dispiace perché non mi sono segnato la pagina qui. Sono sicuro che se chiudiamo dici, ah ecco, era questa, no? E quindi... No, vabbè, niente. Niente, non la troviamo. No, allora, però c'è qualcos'altro? Sì. L'episodio lo posso descrivere. Lo vuole descrivere così poi nel frattempo lo cerco, se lo trovo, altrimenti... Perché lei può anche soltanto accennarlo, poi chi è curioso compra il libro uscendo. È un trucco che di solito funziona. Vabbè, vi leggo questo come finale, perché secondo me dice in sintesi quello che è rimasto in me perché a un certo punto noi lo accompagnavamo spesso. C'era questo mio amico che non aveva simpatia su nulla con Enzo, proprio temperamentale, e lui ci portava in macchina. A un certo punto si trovano in una parrocchia veneta, non so, sotto Venezia, e vanno in questa parrocchia. Lui aveva operato, stanchissimo, e c'erano 10 persone della parrocchia, no? E questo amico descrive, dice, ma appena salito sul palco sembrava che parlasse in piazza San Pietro colma di 100.000 persone, no? Una ringa, no? Poi risalgono in macchina ed erano tutti e due stanchissimi, dovevano ritornare a casa, no? Nel Polesine, mi sembra. E a un certo punto lui gli fa: guida tu. Allora questo mio amico si mette lì, guida, c'è questa nota, e c'era il sedile che era attaccato al volante, come se volesse superare il volante mentre guidava, no? E allora lui non tocca il sedile, si trova inchiodato tra il volante e il sedile e non riusciva neanche a cambiare le marce. Ma no, l'hai trovato? Sei sicuro? Ah, ma allora non vuol dire niente. Vabbè, vado avanti. E gli dice, e chiaramente non ho spostato il sedile e quindi non riuscivo neanche a cambiare, quindi ho fatto 30 metri e lui mi fa: scendi, no? E l'ha fatto scendere e si è rimesso lui alla guida, no? Allora questo amico lo guarda e gli fa: ma insomma, era proprio necessario venire fino qua, domani devi operare, siamo tutti e due stanchi morti, valeva la pena di venire qua per questi 10?
E lui fa: che diritto abbiamo? Lo guarda negli occhi e dice: che diritto abbiamo noi di impedire che qualcuno incontri Cristo? Con quale diritto? E poi silenzio. E ve lo dico perché l'esistenza di Enzo è stata questa. Sinteticamente, e lui ha detto: è una gratitudine che contraddistingue la mia vita, perciò non ho paura di darla e di darla tutta. Scusatemi, solo a pensare la vita come testimonianza, sposarsi, lavorare, fare quello che si fa, tendere a questo, vi rendete conto? Faceva nascere un'altra realtà, perché era come se tutto il mondo diventasse in qualche modo la provocazione a provare. Tutto il mondo, tutte le cose, provocazione a provare che cosa vuole, che cosa vuoi da me, Cristo, in questo momento. Insomma, un'apologia dell'esistenza di Cristo. Questo è stato quello che ha colpito noi, che gli stavamo intorno, e come descrivo nel libro, perché c'è un capitoletto finale che si intitola Il giorno dopo, perché dopo Enzo questa provocazione è continuata, attraverso di lui e attraverso di noi, vivere l'esistenza come apologia di Cristo. E guardate, non siamo mai stati dei visionari, né Enzo, né io, né i miei amici, ma la possibilità di vivere con piena ragione questa relazione tra me, il mondo, i miei amici, i miei figli e il destino buono. Questa cosa qui è la rivoluzione dell'incontro con Cristo, almeno secondo quello che Enzo ci ha lasciato. Ed è una cosa comprensibile da chiunque, non c'è bisogno di essere partecipanti di una qualche religione. Grazie a lei anche per la sua disponibilità. Grazie a lei, professore. E so che poi più tardi deve anche rientrare, quindi si rimetterà in viaggio. Io vi ringrazio per aver seguito questo incontro della Notte dei Lettori e vi ricordo ancora che il libro, uscendo, è in vendita e lei sicuramente si fermerà per le dediche. Grazie, buonasera.